Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Questa domenica mattina ho appena lasciato il mio paesino Teltese e sono diretto ai piedi del Monte Limbara. Oggi infatti tra le sue rigogliose foreste andremo alla ricerca della conca di La Prigiona, un grande tappone naturale generato dalla natura in millenni di erosione e come vedremo utilizzato dall'uomo con alcuni adattamenti fin dall'antichità. Andiamo avventurieri, alziamo un po' i tacchi tra queste bellissime curve della strada statale 127 perché sono già le 10:30 e c'è anche da scarpinare. Attraversiamo Calangianus perché la nostra meta di oggi si trova proprio al confine tra questi due comuni dell'Alta Gallura, Tempio e Calangianus. Saluto al mio amico Bacchisio che questa domenica è già in giro con la sua bella Africa Twin. Ora lasciamo la 127 e spostiamo per la 392 direzione Oschiri, facciamo insomma per la zona industriale di Tempio Calangianus. Guardate lassù le cime del Monte Limbara, oggi ci soffermeremo apposta a 600-650 metri. Ecco avventurieri, dobbiamo spostare qui a sinistra proprio in corrispondenza delle tre punti. Vedete, non so se vi ricordate, qua ci siamo già stati per visitare il villaggio di Liconchi e all'epoca la strada non era asfaltata, ora invece penso che sia asfaltata per un bel pezzo. Vediamo un po' dove finisce questo nastro d'asfalto e inizia il divertimento. Dovremo percorrere pochi chilometri comunque perché la conca di La Prigiona è ben prima del villaggio di Liconchi, di cui vi ho già parlato in un precedente video che trovate qui sul mio canale. Ecco avventurieri, qui la strada asfaltata finisce, riprende il manto naturale sterrato. Tra un po' dovremo raggiungere la fonte di Livrati immersa in questi bellissimi boschi e da lì in poche centinaia di metri raggiungere la conca di La Prigiona, la meta di oggi. Vediamo un po' cosa c'è scritto in questi cartelli perché hanno cambiato un po' di cose. Vediamo la fonte dei Frati com'è, guardate quanta acqua. Eccola qua, questa è la fontana di Livrati. Si sta scendendo, bella fresca sicuramente. Allora avventurieri, siamo arrivati qui allo spiazzo della fonte di Livrati, così chiamata. Ora proseguiamo a piedi verso la conca della Prigiona. Guardate il sentiero, ce ne sono due ingressi, uno è di qua e l'altro è più su. Proseguiamo da questo vicino alla fonte, vedete? Qui hanno dato un po' una sistemata alle strade, poi proseguiamo un po' più su, vedete? Conca della Prigione. Ci immergiamo in questo bel boschetto, percorrendo questo sentiero immerso tra la natura. In circa 10 minuti dovremo raggiungere la nostra meta, questo taffone naturale
generatosi da millenni di erosione. Guardate che meraviglia, in questo periodo c'è il muschio verde che ricopre queste pietre granitiche, è bellissimo. Oggi è una giornata meravigliosa, dovrebbe esserci anche poco vento, quindi forse riusciremo a far volare il nostro sbircio. Percorrere questo sentiero è davvero fantastico, mi accompagna il cinguettio degli uccelli e lo scorrere delle acque, c'è una pace assoluta. Guardate che meraviglia, qui la vegetazione è proprio fittissima, a stento penetrano i raggi del sole. Wow, guardate. Vediamo di non perdere il sentiero. Guardate avventurieri, ora attraversiamo questo piccolo ruscello. Vediamo un po'. Guardate che meraviglia. Ora avventurieri, dovremmo essere quasi arrivati. Vi dico subito che passando da questo lato il sentiero è un po' incasinato, qualche segnale di vernice in più non guasterebbe. Poi al rientro proviamo a scendere, o meglio a salire in questo caso dall'altro ingresso, probabilmente dovrebbe essere più agevole. Vediamo un po'. Ora continuiamo tra questi grossi blocchi granitici, vediamo se riusciamo a trovare la nostra grotta, il rifugio per questa sera. Vedete, qui c'è un altro segnale, ci sono alcune pietre sovrapposte, dovrebbe essere di qua. Però il sentiero da questo lato non è molto agevole, quindi poi scopriremo anche l'altro ingresso, però penso sia più fattibile. Ecco qua, vedo un altro paletto. E dovremmo essere quasi arrivati. Ecco avventurieri, qui c'è un nuovo cartello, probabilmente ci segnala l'altro ingresso. Vedete, noi siamo arrivati dalla Fontana dei Librati e qui siamo arrivati alla conca alla Prigioni, 620 metri di altitudine. Mentre proseguendo dritti si va per l'Usalpenti e Buttaru di Juncu. Bene avventurieri, ora siamo arrivati proprio alla conca della Prigiona, la vedete qui alle mie spalle. Siete pronti per scoprire questa meraviglia della natura? Andiamo! Percorriamo l'ultimo tratto del sentiero, guardate, delimitato da queste pietre granitiche che molto probabilmente chiudevano qui la conca in un unico recinto dove venivano trattenuti anche gli animali. Vedete, qui c'è un po' spiegata la funzione che questi caffoni granitici hanno avuto nel corso del tempo, come vi ho già raccontato in un precedente video quando ho esaminato il villaggio degli Conchi, poco più su. Ora entriamo proprio al suo interno, ci muniamo di torcia perché qua la stanza è abbastanza buia. Guardate, wow, è enorme, questa è una delle più grandi presenti qui ai piedi del Monte Limbara. Guardate questo grosso taffone parzialmente maneggiato dall'uomo con queste chiusure granitiche. Guardate che spettacolo. Guardate, qui c'è una sorta di camino. Qua probabilmente venivano appoggiati degli utensili, una sorta di mensole. E qui guardate la forza erosiva della pioggia e i segni del tempo. Guardate che meraviglia. Qui c'è una sorta di panca, guardate. E ora proseguiamo verso l'esterno, vediamo un po'
luce oltre a questo recinto. La luce, vedete, qui ci sono altri piccoli recinzioni che probabilmente venivano usate per rinchiudere gli animali durante i trasferimenti, perché vi ricordo qui veniva praticata la transumanza, questa tecnica agropastorale consentiva ai pastori di sfamare il proprio gregge sia d'estate che d'inverno. C'è un altro recinto, un'altra piccola grotta, vedete. Guardate avventurieri, ora faccio una panoramica a 360 gradi intorno a me stesso, così vedete le dimensioni rispetto alla persona. Guardate che spettacolo. Guardate avventurieri, ora mi sono soffermato qui su questa panchina e provo ad immaginare la vita che si conduceva in questi grossi tapponi naturali. Sicuramente una vita fatta di sacrifici e di lontananza dai propri cari, ma una vita genuina, a contatto con una natura incontaminata. C'è una quiete bellissima. Allora avventurieri, ora lasciamo la conca della Prigiona e continuiamo il nostro percorso da viandanti qui tra i boschi del Monte Limbara. Ora invece di percorrere lo stesso sentiero all'inverso proseguiamo per l'altro sentiero, quello che si trova poco più su della Fonte dei Livrati, vedete. Invece di scendere ora continuiamo a salire. Facendolo in questo verso ho preso praticamente entrambi i sentieri in salita, però questo è molto più agevole. Guardate, c'è anche la staccionata in legno. L'ingresso è sicuramente preferibile farlo da qua. Poi guardate che veduta, a parte i nuovi impianti fotovoltaici che hanno rovinato un po' il panorama, peccato. Guardate avventurieri, come abbiamo visto anche con il drone, da qui lungo questo sentiero si apre la visuale verso Tempio, vedete, si vedono i monti di Agius, la Valle della Luna, laggiù in fondo Punta Salici, dove siamo stati al parco eolico di Bortigiadas, Agius. Vedete avventurieri, sono già arrivato sulla strada principale percorrendo quest'altro sentiero, è decisamente più agevole, è molto più veloce rispetto al primo. Praticamente conviene parcheggiare l'auto qui o la moto che sia vicino a questa casetta antincendio e farsela a piedi. Giusto, qui ci vogliono giusto 10, nemmeno 10 minuti. Il sentiero è molto più marcato e molto più agevole. Se invece volete fare come me, fare un percorso ad anello, vi fate tutto in salita e percorrete sia il sentiero alberato che questo più agevole. Bene avventurieri, abbiamo appena recuperato Sherden, anche questa nuova motoavventura, la scoperta della conca della Prigiona volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati,
lasciatemi un like, un vostro commento a riguardo, condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao avventurieri!